Buonasera, alle principali notizie. Danni del ciclone Harry, il presidente della regione Schifani ha incontrato oggi i sindaci del Messinese in prefettura, dice in arrivo 4 milioni di euro per la ricostruzione dei litorali di Furci e Santa Teresa. A Niscemi la croce recuperata dalla frana è stata portata in municipio, intanto la procura di Gela accelera sull'inchiesta, possibili indagati già nei prossimi giorni. A Palermo bonifici per sicurezza, scoperta la truffa delle finte banche che con SMS e telefonate raggiravano i correntisti, 3 denunciati. Fa il giro del web il video del cane che butta la spazzatura al posto del padrone in una discarica abusiva adesso e caccia il cane che per risalire al padrone tramite il microchip. Catania, con il Ramadan inizia il mese di digiuno per i musulmani, i doni della Caritas in segno di solidarietà alla moschea. La classifica degli assenteisti all'Ars, le presenze si attestano al 50%, pochissimi quelli che prendono la parola. Calcio, vigilia di campionato per il Palermo che domani sfiderà il Sud Tirol, il Catania attende domenica al Massimino il Giuliano. La Corte federale d'appello ha respinto il ricorso del Trapani confermando i 15 punti di penalizzazione per il club Granata. Eccoci, buonasera. Dunque ancora i danni del ciclone Harry, perché il presidente della regione Schifani ha incontrato oggi i sindaci del Messinese in prefettura per una riunione operativa sui fondi per l'emergenza. Prima un sopralluogo a Furci Siculo e Santa Teresa di Riva. Sentiamo Francesco Triolo. Quasi 4 milioni e mezzo di euro per fronteggiare le emergenze dei danni causati dal ciclone Harry sulla fascia costiera ionica del Messinese, interventi che sono già in corso in fase di affidamento. Il punto della situazione è stato fatto dal presidente della regione Renato Schifani, prima durante un sopralluogo a Furci e Santa Teresa, poi durante un incontro con i sindaci della fascia ionica e i rappresentanti delle istituzioni che si è tenuto in prefettura. I cronoprogrammi li stiamo rispettando, le sommergenze sono partite e saranno completate nel giro di pochissime settimane. Stiamo accelerando molto sui progetti e stiamo accelerando anche sugli indennizi. Ho nominato l'altro giorno a Niscemi il sindaco soggetto attuatore per il rimborso per gli alloggi degli affittuari, per i rimborsi dei danni economici. Abbiamo dei bandi IRFIS già pubblicati che tra poco daranno i loro risultati. Ce la stiamo mettendo tutta, c'è una mobilitazione da parte della regione a tutto campo. Sono quindi 6 le prime procedure gestite direttamente dal Dipartimento Tecnico Regionale tramite il Genio Civile di Messina per le opere a protezione delle abitazioni, della rete di sottoservizi e di tratti di lungomare crollati o danneggiati. Importante la consegna del cantiere per la costruzione dei 14 pennelli scogli lavici in mare a protezione di Santa Teresa di Riva. Qui ci troviamo dinanzi l'effetto di una natura che è cambiata. Ce ne siamo perfettamente resi conto, avremmo dovuto inaugurare quest'opera prima ancora del ciclone perché era negli atti del dissesto idrogeologico voluto dal governo regionale e sostenuto dall'amministrazione comunale. Lo facciamo oggi con un certo ritardo dovuto alla natura, però siamo contenti di proseguire un percorso, rafforzare le coste alla luce del cambiamento climatico. Schifani ha tranquillizzato sulle risorse ricordando che si è in attesa della pubblicazione del decreto della Presidenza del Consiglio dei giorni scorsi per conoscere la nuova definizione degli stanziamenti e poi ha assicurato che si interverrà con l'Unione Europea per chiedere la sospensione della direttiva Bolkestein per i lidi balneari. Adesso a Niscemi, dove è stata recuperata la croce della frana ed è stata ricomposta in municipio, che è meta quotidiana di tanti cittadini. Intanto la procura di Gela accelera sull'inchiesta e possibili indagati già nei prossimi giorni. GR Italia. È lì, in municipio, ricomposta da pochi giorni dopo essere stata recuperata tra fango e macerie. La croce della frana è diventata un simbolo potente. In tanti entrano nel palazzo comunale solo per vederla, fermarsi qualche istante e raccogliersi. Un gesto semplice che racconta il bisogno di memoria, ma anche di verità dopo il disastro che ha sconvolto Niscemi. E proprio sulla ricerca della verità accelera la procura di Gela. Il fascicolo è ancora formalmente contro ignoti, ma fonti investigative parlano di almeno 10 possibili indagati già nei prossimi giorni. I magistrati del pool frana
coordinati dal procuratore capo Salvatore Vella, stanno completando le audizioni delle persone informate sui fatti per ricostruire cause, responsabilità e tempi del dissesto. E mentre l'inchiesta entra nel vivo, sul fronte dell'emergenza arrivano i primi ristori per le famiglie sfollate. Abbiamo già fatto il mandato di pagamento di 79 istanze di contributo autonomo di sistemazione per dare i primissimi aiuti che sono disposti con l'ordinanza. Dopo il via libera al decreto, nei prossimi giorni è atteso anche l'insediamento ufficiale del commissario straordinario Fabio Ciciliano, chiamato a coordinare le operazioni più delicate. La priorità è intanto la ricollocazione dei nuclei familiari e chiaramente dove sarà disposto la inagibilità al procedere alle demolizioni degli immobili che verranno dichiarati appunto inagibili. Per questo aspettiamo ora la rideterminazione della zona rossa e quindi seguiranno poi altri provvedimenti. Intanto mercoledì 25 febbraio, a un mese dalla frana, si terrà una fiaccolata per le famiglie che hanno perso la casa, il lavoro e le attività, per i commercianti e gli agricoltori colpiti dalle conseguenze del dissesto. Il corteo partirà alle 18 da Largo Giugno e raggiungerà l'imbocco della SP12 prima di concludersi al Santuario Maria Santissima del Bosco, un cammino di luce per non dimenticare e chiedere giustizia. Un ragazzo di 17 anni di origine tunisina, residente a Campobello di Mazara, siamo in provincia di Trapani, è morto investito da un'automotrice sulla linea ferrata Trapani-Castelvetrano. Secondo la Polfer, il giovane quando è stato investito dal treno era al lavoro in campagna nella contrada San Nicola e stava ripulendo il terreno dei rami della potatura vicino proprio ai binari e non si sarebbe accorto del convoglio che viaggiava in direzione Castelvetrano perché indossava le cuffie. Finti SMS e telefonate della banca per indurre i clienti a trasferire soldi ai truffatori. Una delle sedi era appunto Villa Abate nel Palermitano. Sentiamo Maglio Viola. Una vera e propria rete nazionale di banche fittizie creata ad arte per truffare i correntisti online. Aveva sede a Villa Abate in provincia di Palermo, ma smistava le proprie attività anche attraverso Pozzuoli nel Napoletano e Torino. Lo hanno scoperto i carabinieri di Castellana Sicula, un paese delle Madonie, dopo indagini partite da una truffa da 24.000 euro a carico di una donna. Il metodo della falsa banca era abbastanza consolidato. Prima un messaggio riproducente colori e marchi della banca presso la quale il cliente intrattiene il conto, poi una telefonata di un presunto operatore di call center di quella stessa banca. Il cliente viene avvertito di un conto bloccato o di una truffa in corso che gli avrebbe svuotato il conto, ma non è vero. Con questa scusa però viene invitato a spostare il denaro su altri conti sicuri che in realtà sono nella disponibilità dei truffatori. In 3 sono stati denunciati dall'autorità giudiziaria. Uno inviava i falsi SMS e si fingeva operatore della banca, un secondo si occupava di gestire i conti correnti e le carte prepagate per ricevere i soldi sui finti conti sicuri, un terzo li smistava poi su diversi altri conti e sistemi di pagamento per far perdere le tracce del denaro. La banda operava su tutto il territorio nazionale attraverso i 3 call center proprio di Villa Abate, Pozzuoli e Torino. Su disposizione della Procura di Termini Imerese sono scattate anche perquisizioni nelle sedi e a carico dei denunciati e sono stati sequestrate carte di pagamento, documenti bancari e vari altri registri contabili. La seconda Corte d'Assise d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza che ha condannato all'ergastolo Giovanni Parrinello e a 17 anni la sua compagna Lara Scandaliato. I due sono accusati l'omicidio del pregiudicato Antonino Titone, ucciso nel 2022 con una sbarra di ferro nella sua abitazione a Marsala. Ad accusare a far ritrovare la busta con i vestiti ancora sporchi di sangue fu la compagna di Parrinello. I due, dopo l'omicidio, avevano anche rubato il portafoglio della vittima, che aveva un debito appunto con l'omicida. A Catania, nel quartiere di San Giorgio, adesso in civiltà senza guinzaglio, il video del cane che butta la spazzatura al posto del padrone in una discarica ha fatto il giro del web. Sentiamo Eva Spampinato. Altro che cane da guardia, a Catania esiste il primo cane addestrato per portare fuori la spazzatura al posto del padrone. Passo sicuro, sguardo concentrato, missione compiuta. E noi oggi siamo qui in via Pulacara a San Giorgio, dove l'inciviltà è senza guinzaglio, per cercare il cagnolino dal pelo lucido che porta fuori la spazzatura, ma nel posto sbagliato. Stai attenta perché qua stanno cercando un cane così di queste dimensioni. No, io aspetto la mia compagna. Occhi puntati dunque sui cagnolini di piccola taglia, soprattutto se si aggirano attorno a sacchetti della spazzatura e in particolar modo vicino ad una discarica a cielo aperto. Il cagnolino non porta fuori la spazzatura. No.
Eppure la notizia è vera, il cane esiste ed è anche diventato famoso. Il video diffuso dal comune di Catania ha fatto il giro del web scatenando ironia, critiche e persino dividendo il pubblico. Sarà un cagnolino randaggio che gioca con i sacchetti o un cane pilotato da un padrone sporcaccione? Nel video si vede chiaramente il cane che trotterella qui in questa strada con il sacchetto tra i denti e poi lo va a buttare là. E noi oggi abbiamo provato a ricostruirne il percorso. La zona è densa di palazzi e qui la spazzatura si accumula ogni giorno. Tutti i giorni viene pulita e tutti i giorni facciamo servizio. Purtroppo qua c'è legno, munnizia, spazzatura, un po' di tutto, va. E mentre qualcuno delega il proprio animale a sporcare per lui, la municipale assicura: ci apposteremo per stanare l'incivile col guinzaglio in mano o per trovare il cane, sperando che abbia il microchip. Lei lo vorrebbe un cane tutto fare? Basta che stiamo puliti, sì. A Messina per la strage dei cacciatori il quarto uomo resta in silenzio davanti ai PM che lo hanno sentito oggi. L'unico indagato infatti per il triplice omicidio del bosco di Montagna Reale si è avvalso della facoltà di non rispondere. Per i musulmani è l'inizio del Ramadan, noi siamo stati a Catania dove c'è un gesto di solidarietà proprio per chi frequenta la moschea da parte della Caritas. Sentiamo Adelaide Barbagallo. Quaresima e Ramadan, due tempi di spiritualità molto forti, l'uno per i cristiani, l'altro per i musulmani, tempo di conversione, preghiera e carità. In segno di vicinanza e solidarietà anche quest'anno a Catania la Caritas diocesana dona generi alimentari di prima necessità alla Moschea della Misericordia di Piazza Cutelli, dove circa 200 saranno i musulmani che dopo il digiuno al calar del sole si recheranno per la cena. Non si può mai essere credibili sul piano religioso se non si parte sempre dalla condivisione di ciò che è essenziale, e ciò che è essenziale è sempre la carità, l'amore, certamente in qualunque delle religioni rivelate. Diversi punti di contatto tra le due religioni, anche i musulmani aspettano il ritorno di Gesù. Il più sorprendente è l'intero capitolo del Corano dedicato alla Madonna. La Vergine è descritta come un faro, un modello di fede autentico ed esemplare, unica donna citata per nome. Nel mese sacro per l'Islam le preghiere si fanno più intense. Catania città accogliente, in questo periodo il vostro pensiero va ai fratelli musulmani che stanno vivendo momenti difficili, mi riferisco al Medio Oriente, alla Palestina. Sentiamo anche il loro dolore, quello che stanno vivendo a Gaza lo sanno tutti in questo periodo in particolare. Si cerca di rimediare la ferita, diciamo, che è stata veramente profonda. Nella Moschea della Misericordia, in segno di gratitudine nei confronti della Caritas, il dono di un calendario che segna le ore di digiuno e il Corano. Un dono di speranza, così il segretario della Conferenza Episcopale Siciliana, Monsignor Raspanti, commenta l'annuncio della visita del Papa a Lampedusa. Ascoltiamolo. Le chiese di Sicilia sono veramente gioiose e grate di questa visita del successore di Pietro alla nostra terra, a quella nostra piccola isola che tanta sofferenza vede giorno per giorno. Egli viene dunque, penso, a sostenere noi, a sostenere la Chiesa, a sostenere tutte le persone dell'umanità che vogliono continuare a proclamare la dignità della persona umana, i diritti della persona umana, a riconoscere il male, le strutture di peccato, quei sistemi che ancora oggi si coalizzano per distruggere e continuano a distruggere tante persone, a procurare dolore e sofferenza infinita. Grazie Papa Leone, grazie. Siamo fiduciosi e attendiamo con gioia il 4 luglio. Breve pausa e poi ci occuperemo di una classifica particolare perché riguarda gli assenteisti all'ARS. I deputati regionali disertano le commissioni ARS, le presenze si attestano intorno al 50%, in pochissimi poi sono quelli che partecipano prendendo la parola. Ecco la classifica degli assenteisti. Luca Ciliberti. Le commissioni all'ARS
sono un optional. Le presenze dei deputati nelle sedute di ogni singola commissione parlamentare superano di pochissimo il 50%, il 51% per l'esattezza. Eppure dalle commissioni legislative di regola passano tutti gli atti da esaminare in aula. Ma c'è di più, l'interesse da parte dei singoli deputati per le materie in discussione spesso è ridotto al limite, solo il 16% prende la parola. O almeno questo è quanto certifica uno studio del deputato del Movimento 5 Stelle Adriano Varrica. È un luogo in cui con calma si possono approfondire i testi legislativi, fare le addizioni, studiare gli emendamenti e fare alla fine dei disegni di legge che possono essere effettivamente utili per i siciliani. Spulciando i verbali delle sedute dall'inizio della legislatura in corso fino al 10 febbraio scorso, va alla Lega il primato negativo della frequenza delle commissioni, con appena il 18% delle presenze dei suoi deputati, mentre il gradino più alto del podio è le presenze del Movimento 5 Stelle. Tra i deputati più presenti, in testa a questa speciale classifica, risultano il 5 Stelle Carlo Gilistro e la deputata Dem Valentina Chinnici. Agli ultimi 3 posti Luisa Lantieri di Forza Italia, Cateno De Luca di Sud Chiama Nord e Gianfranco Miccichè, oggi al gruppo misto. Prima proposta, vorremmo irrigidire il sistema delle sanzioni economiche per i deputati che si assentano in commissione. Seconda proposta, rendere trasparente l'attività delle commissioni, come accade già al Parlamento europeo e al Parlamento nazionale. Nei primi 43 giorni dell'anno l'ARS si è riunita appena 8 volte per un totale di 1268 minuti. Ogni minuto, di fatto, è costato ai siciliani 11.829 euro. La pagina sindacale, la FIOM CGIL di Catania, riaccende i fari sul futuro della ST Microelectronics. Il segretario generale Michele De Palma dice: senza investimenti a rischio 3.000 posti di lavoro. Ascoltiamolo. Senza gli investimenti in STM e nelle produzioni di STM, nella innovazione di STM, non ci sarebbero le condizioni per poter essere dentro un mercato globale assolutamente competitivo sulle produzioni di STM. Il problema è che ad oggi, come organizzazioni sindacali, stiamo ancora aspettando e sollecitiamo il governo e la regione alla convocazione del tavolo presso il MIMIT, e bisogna che la regione sblocchi quello che ad oggi sono gli investimenti che sono necessari sull'area. Abbiamo ancora la necessità di vedere realizzate quelle infrastrutture che sono necessarie allo sviluppo del piano che determina quella occupazione di in più 3.000 lavoratrici e lavoratori per il rilancio della produzione dentro lo stabilimento di Catania. C'è un problema strutturale. Le risorse del PNRR sono state spese non nella direzione che era necessaria invece, perché se le risorse del PNRR fossero servite a costruire innanzitutto un'analisi dei bisogni infrastrutturali e poi dopo gli interventi necessari a costruire quell'infrastrutturazione, oggi non avremmo i problemi con i quali siamo costretti a dover fare i conti costantemente. Una breve pausa, la pagina del calcio, gli impegni delle squadre siciliane. Comincerà domani il Palermo che sfiderà il Sud Tirol al Barbera. Per il calcio, vigilia di campionato per il Palermo che domani al Barbera sfiderà il Sud Tirol. Rosanero alla ricerca dell'8ª vittoria consecutiva in casa per mettere pressione alle prime della classe. Marco Gullà. Come in una partita di biliardo tra professionisti, raramente qualcuno sbaglia. Venezia, Frosinone, Monza e Palermo si stanno giocando la promozione diretta a suon di colpi da campioni. Vincono e convincono. E allora la speranza per il Palermo è quella di continuare a fare punti e mettere pressione a chi sta davanti. Domani al Barbera contro il Sud Tirol, a proposito di biliardo, il Palermo cercherà di mettere in buca l'otto nera, ovvero l'8ª vittoria consecutiva tra le mura amiche. Da record. Pippo Inzaghi ha qualche dubbio, soprattutto sulla tre quarti. Ledo Aron o Jonsen, dubbio amletico. Poi certo di una maglia c'è Palumbo, sempre più in sintonia con Poyampalo. In difesa si va verso la conferma del trio Magnani, Bani, Ceccaroni. A Segre e Ranocchia le chiavi del centrocampo. Sarà Crezzini della sezione di Siena ad arbitrare domani la gara. Il fischietto toscano ha diretto 4 partite del Palermo in carriera con un bilancio di una vittoria e 3 sconfitte per i siciliani. Il precedente più recente risale alla stagione 2023-2024, quando i rosanero persero 1-0 in casa della Carrarese. E domenica al Massimino arriva il Giuliano che si è rilanciato nell'ultimo turno ovviamente per il Catania. Francesco Triolo.
Con il ritorno alla vittoria grazie al 4-0 contro il Trapani, il Catania ha mandato un segnale forte alle dirette concorrenti, confermandosi nelle zone alte della classifica e rilanciando le ambizioni di promozione. Il messaggio, soprattutto al Benevento, è: il campionato non è ancora finito. Anche fuori dal campo è un momento storico per il club. La firma ufficiale su Rogero Notarile per l'acquisizione del centro sportivo di Torre del Grifo segna un passaggio strategico fondamentale per il futuro societario. La struttura torna così nella piena disponibilità del Catania, che punta a rafforzare prima squadra del settore giovanile all'interno del progetto di crescita del club. Intanto però si pensa al campo. Domenica al Massimini i rossazzurri affronteranno il Giuliano. La formazione campana è in piena lotta play-out, la vittoria col Trapani gli ha dato ossigeno e vuole avere adesso continuità di risultati, perché lì sotto le distanze sono davvero risicate. Anche il Catania vuole continuità, consapevole che ogni punto da qui alla fine può fare la differenza nella volata promozione, e i rossazzurri nelle ultime settimane lo sanno bene, di punti ne hanno persi già troppi. Toscano, dal recupero con il Trapani, si porta dietro anche un paio di certezze: l'affidabilità di Quaini in mezzo e Casasola sull'esterno, ma anche la prestazione di Ponzi, che nei 20 minuti giocati ha dimostrato di poter essere utile alla causa nel finale di campionato. Restano i 15 punti di penalizzazione in classifica per il Trapani. La Corte federale di appello infatti ha respinto il ricorso del Trapani, confermando quanto deciso dal Tribunale federale lo scorso 8 gennaio. 7 punti di penalizzazione in classifica e poi anche l'ammenda di 6.500 euro alla società per violazioni di natura amministrativa. Confermate anche le sanzioni a carico del presidente Antonini, il quale infatti è collaboratore della società. Io mi fermo qui, grazie per l'attenzione e buona serata.